Ha preso un vecchio capannone abbandonato e dismesso, l'ha recuperato e ne ha fatto un negozio, non un'attività qualsiasi, ma il più grande store d'Italia interamente dedicato al biologico. Per avviarlo ha anche assunto 35 nuovi dipendenti, sogno che ha preso corpo a Villorba, in Viale della Repubblica 44. E pensare che Adriana aveva cominciato con un laboratorio. Questa attività, la Biosapori, è nata da un laboratorio dove facevamo gastronomia, che poi con i clienti mano a mano è diventato supermercati, però il laboratorio esiste sempre. Un obiettivo importante in ambito sociale ed economico, con le assunzioni ancora in corso negli oltre 1000 metri quadrati di esposizione con produzione diretta di ristorazione biologica e vegana. Naturalmente qui si è in prova, ma la prova è da ambe le parti. La prova è per chi prova a lavorare nella nostra squadra e la prova è per chi naturalmente approccia questo mondo magari lasciando un altro posto di lavoro. Al brindisi ieri anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, a lodare la grinta e determinazione di Adriana. Un super applauso ad Adriana. Grazie. Ti spiego anche perché l'ho presentata dicendo piano Adriana. Perché quelli della mia età si ricordano che io urlavo Adriana che era. Quanti veci? La passione di Adriana, un piccolo aiuto contro la crisi del mercato di lavoro. Guardare avanti, cioè sempre avanti ma indietro, quindi questo aiuta a portare avanti una passione e a creare qualcosa di buono.